Pa, l'8 marzo. Ma io questi picci ci arrivano a fine mese. No, mi fa, ci dobbiamo divertire. Poi stiamo poi. No, non siamo al porto. Miele finanze. No, Ci posso conoscere? no, non si può fare, non si può fare. Ci organizziamo una di quelle serate dove ci sono i telefoni, le presente? Com'è questa cosa? Cioè, praticamente c'è un locale dove ci sono i telefoni nei tavoli, ci sono questi telefoni e tu ti chiami con le ragazze, ti prendi l'appuntamento. Bellissima Queste sono grandi serate. Queste serate finiscono alla grande, lo sai come finiscono. E quindi 100 euro a persona. Quanto? Che chiamami in America? Ma che chiami in America? Queste serate lo sai come finiscono? Ma tu ti pigli femmine e io pago la bolletta. No, ragazzi, no. Allora non andiamo in nessun locale, ci andiamo a divertire, ce ne andiamo a fare lo spettacolo in un posto dove ci sono le donne che vanno a festeggiare. Siamo a Matranga e Miafò. Ah, grande! Una bella serata. Bella idea. Ci facciamo dare 5.000 euro. Buono! Davanti a 1000 femmine. Quanto? Pa, alla festa delle donne ci saranno 1000 femmine che ti vedono mezzo nudo. Ma a me non mi si alza con una, pensa con 1000. No, ragazzi. Basta, Tony. Ho deciso, me ne vado. Ma dove vai? Oh, puoi. No, ragazzi, non applaudite perché dobbiamo discutere questo discorso che Miafò è tirchio, perché io fra 3 giorni parto e vado in vacanza. E tu i soldi per le vacanze che fai? Li hai messi i soldi da parte per la vacanza? Per i divertimenti sempre, tu lo sai. Io metto sempre i soldi da parte. Pare, non hai capito. Dove ci andiamo? Ho trovato i biglietti per New York. Bah! La Grande Mela! Ma è sempre piaciuta la Grande Mela! Ce ne andiamo, ho trovato i biglietti a 600 euro. Papà, la Grande Mela ti è sempre piaciuta. Ma questo prezzo mi faccio piacere a banana. A tavola era sempre un casino. Ma no, ma che dici, amore? Ma che dici? Ma se ti facevo sempre i funghettini in pastella, funghettini trifolati, funghettini arrosto, funghettini ripieni, risotto di funghi. Vabbè, non ti piacevano i funghi. Ma quanti chili ti ho fatto perdere, Ma che sei dispietto? Cioè, penso che non ci piacciono i funghi e tu ci fai i funghi. A chi mi ha detto, andate in Facebook, una fotografia, ma dove la chiccia? No, non è vero, non puoi dire che io ero una frana ai fornelli, non è vero. Perché se ti ricordi, te la ricordi la mia matriciana, La mia matriciana? Certo, non ci mettevo la pancetta perché è grassa. Come la pancetta? Passa con il succo, si leva la pancetta. La matriciana ci leva la pancetta carica sul succo. Passa con la salsa, ma che cos'è? Dale, va, per favore. Va bene, però anche quando ti facevo le paste semplici, tipo una bella spaghettino aglio e olio, senza aglio perché poi l'alito. Passa con l'uoglio. Ci leva l'aglio, passa con l'uoglio. Ma stiamo scherzando. Passa con l'uoglio. No, tale io. Meno male che ci è arrivata la telefonata. No, vabbè, dai, ma non c'è bisogno di fare così solo perché ho messo il dado nella caponata, Il dado nella caponata? Ma per favore, stiamo scherzando. Già mi sa tutta la caponata nella piede mi sta spuntando, no. Va bene, però le pennette all'arrabbiata che ti piacevano tanto te le facevo sempre. Poi ci calavo gli spaghetti, no, ora mi fanno incazzare. Se hanno pennette all'arrabbiata, ci mettere le pennette. Allora che facciamo? Un risotto con i rigatoni? Che facciamo? No, non ne so poi tu queste cose come mangiare, io vedi? Ma no, ecco, no, non è vero. Sei tu che stai facendo il tragico. Sì, stai facendo il tragico. No, perché non è una stupidaggine. Sai bene che per me non è una stupidaggine lasciare il tappo di sughero dentro il cavatappi. Vabbè, qui c'è una minchiata, sinceramente. No, la mia è stata una reazione semplicemente adeguata. Cioè? Sì. Va bene, te l'ho tirato in faccia, sì. Vabbè, un tappo in una faccia caffa, su. Vabbè, te l'ho tirato in faccia il cavatappi. Un cavatappi! Un cavatappi in una faccia! Allora Alessia, io voto a Gioca Scasella perché paga cash dolce, poi voto alla Cipriani perché butta sempre voci e poi voto a che ci sono faccio una canna con Eva Enger. Ma che stai facendo? Il reality. Re di coppe, minchione, non riesci a capire, incredibile! Che devo fare con questo? Fa una cosa, dagli un compito. Ragione, ci hai dato che siamo carte giganti e se ci vedono ci strappano. Occhio da quella parte se arriva qualcuno. Se vedi arrivare qualcuno grida occhio, così noi ci blocchiamo. Occhio, mi fido di te. Guarda da quella parte. Ah, poi ci disse una minchiata. Occhio!
A posto, funziona, era una prova. Ti metto a fare le prove. Molto bravo. Ti metto. Mazza che hai? Bottare sale mi fece vedere la gatta ma l'ha pigliata. Ti rendi conto? Allora facciamo al contrario, Mazza. Occhio tu se viene qualcuno. E tu la Occhio! Ta cagata! Mazza! Ti ci metti pure tu! Ragazzi, ancora dobbiamo ripassare come si gioca a briscola, vi ricordate? A seconda della carta che si prende c'è un corrispettivo segnale da fare. Per esempio, se prendi l'asso, come fai? Se prendi il cavallo, come fai? Bravo. Io pure lo so fare. Sicuro? Ti metto alla prova? Non c'è problema. Se prendi la donna, come fai? Come un puoico. Come puoi? Madonna, ma un puoico. La donna di spada mi piace assai. Allora, queste cose No, messa tecca. Ah, ma che ha fatto? Ma ammazzò la biscola. Ma è normale che ti ammazzo la Non biscola è giusto perché quel ragazzo ci lavora con la biscola e se poi non può fare più la biscola non può più. E se poi non può più giocare, non può più fare. E se poi. Scusa, ma che hai detto? Minchia, mi sono incartato. Ragazzi, io non ho parole. Cioè, quello là che si incarta e mi inizia a dire tutte quelle cose, quello che mi inizia a dare colpi di mazzo, a un certo punto arriva quello che grida: impazzire! Oh, ma che ha? Niente, cerchiamo la matta. Basta, ragazzi, io me ne torno nel mazzo che finalmente hanno messo internet, così mi collego al sito delle scommesse e mi faccio un bel poker online. Io mi faccio un blacky jacky. Io mi faccio un solitario. Ma in solitario non c'è nel sito delle scommesse. Ma io poi ne sai però.